vogliamo lasciare di adorare il Signore in tutti i tempi, no? Amen? Quando Lui Spirito è con noi, è una gioia. Buongiorno a tutti. Pace del Signore sia con voi. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio per questo tempo. Amen. Amen. Adesso vogliamo ascoltare un po' la voce dello Spirito Santo, quello che Lui vuole parlare con noi, amen? Glória a Dio. Oggi come ultimo messaggio del mese, con il tema Vegliati, Gesù sta tornando, di Matteo 25:13, no? Parlerò un po' della eternità, amen? La eternità dei santi. Ma prima di pregare, voglio fare una breve introduzione per giustificare tutti questi messaggi di questi mesi, di questo mese. Perché? Perché parliamo di questo tema? Oggi è quarta domenica, né? Lo stesso tema. Tutte le questioni relative alla dottrina delle ultime cose sono temi importanti per noi comprendere il piano divino attraverso i secoli. In altre parole, io posso dire che ci aiuta a comprendere il piano di Dio per raggiungere l'uomo attraverso Gesù. E in tutte le epoche bibliche, tutte le epoche era biblica, no? E questo mese ho parlato di alcuni. Ma c'è un tema, fratelli. Tra tutti questi temi che non possiamo mai dimenticare, perché è il tema di tutti i temi. È il tema di tutti i temi perché è presente in tutta la Bibbia. Gesù sta arrivando. Questo è il tema e dobbiamo essere pronti. E voglio chiedere per favore la vostra attenzione in questo momento prima, questa introduzione. Quando Gesù parlava del rapimento, ha menzionato un dettaglio molto importante. Il rapimento avverrà, ma Gesù disse, ma sarà molto veloce. Gesù ha detto, sarà in un batter d'occhio. Conclusione, non ci sarà tempo per la preparazione dell'ultimo minuto. No, non ci sarà. Ciò riguarda la nostra vita quotidiana con Dio, ma soprattutto con la cura che dobbiamo avere con la nostra vita spirituale. L'Apostolo Paolo richiama la nostra attenzione in 1 Corinzi 10, versetto 12, dicendo, quello che è in piedi, fai attenzione a non cadere. Quello che è in piedi. Per questa ragione, vegliati. Ma qual è l'importanza di conoscere le profezie che parlano delle ultime cose e del ritorno di Gesù alla nostra vita spirituale?
alla nostra vita cristiana. Conoscere questi temi ti aiuta a capire il messaggio della Bibbia sulla salvezza. Rafforza la nostra speranza e la nostra fede. Arriviamo a comprendere meglio l'amore di Dio. Perché, fratelli, il grande problema per gli esseri umani non è morire con il Covid-19, è morire senza Gesù. Questo è un grosso problema. Per questo vegliate. Ma cosa ti aiuta a tenere il biglietto in mano? Parliamo tanto di questo mese riguardo a questo tema. Ma che cosa ti aiuta a tenere il biglietto in mano? Il nostro modo di vivere. Basta. Io ho parlato di questo domenica scorsa. Quello che facciamo in questa vita determinerà il nostro destino. Influenzerà la nostra vita futura nell'eternità. Che può essere con Dio o senza Dio. Ecco perché Salomone ci esorta, Proverbi 4, 23, dicendo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Perché il nostro cuore può diventare come un'area abbandonata. Non so se è una parola giusta per usare in italiano, un terreno vuoto. Hai capito questo? Un'area abbandonata, un terreno vuoto. Un'area abbandonata, fratelli, è suscettibile a erbacee, insetti, spazzatura, cattivo odore, moschi, topi e tante altre cose che non vanno bene. E l'Apostolo Paolo ci esorta dicendo: siate raccolmi di spirito. Efesini 5,18. Siate raccolmi di spirito. E ogni cristiano è guidato a preservare, guidato a perseverare, nella fede, affinché quando giungerà il giorno e l'ora del grande incontro possa andare con il Signore Gesù. Amen. Questo è importante. E la Bibbia dice: felici chi legge, felici quelli che ascoltano e felici quelli che osservano la parola di Dio, perché il tempo è vicino. Apocalisse 1, verso 3. Felici chi legge, felici quelli che ascoltano e felici quelli che osservano la parola di Dio, perché il tempo è vicino. Io, per favore, chiudi gli occhi, preghiamo adesso. Signore, dedichiamo questo tempo di adorazione a Te, questo culto. Lodiamo, ringraziamo a Te, Signore, cantiamo, ma chiediamo, Signore, parla. Aiutaci a capire la Tua parola, perché vogliamo, Signore, ricevere la Tua parola in nostro cuore. Vieni, oh Spirito Santo, vieni, parla con me, parla con tutti qui, Signore. Parla con coloro che sono, Signore, spiritualmente disattenti. Parla con coloro che ci guardano su internet
in questo momento. Parla, Signore, con quelli che si sono, Signore, distanziati da Te. In nome di Gesù, dove si trovano in questo momento, cambia, oh Spirito Santo, cambia la loro motivazione, Signore, in nome di Gesù. Apri le nostre orecchie spirituali, che tutta la distrazione spirituale venga a essere annullata in questo ambiente. Che, Signore, io chiedo da Te che tutta l'azione di Satana non possono manifestarsi tra di noi. Tutto questo, Signore, te lo chiedo in nome di Gesù. Amém. Amém. Glória a Dio. Voglio parlare un po' della eternità, no? La Bibbia parla di una eternità dei santi, con il Signore in cielo. Questa è una promessa del Signore per te. È una gioia. È un regalo spirituale meravigliosissimo per te. Ma sta anche dicendo che questa terra e il cielo passeranno, essendo completamente distrutti. L'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, nel capitolo 3, dice, verso 7, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati al fuoco per il giorno del giudizio. Versetto 10. I cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Anche l'autore degli Ebrei menziona la stessa cosa. Ebrei verso 1, capitolo 1 dico, verso 10 dice, e ancora, tu Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Il versetto 11 parla una cosa importante, essi pariranno. Ma perché? Periranno, scusami. Ma perché? Che significa questo? C'è una ragione per cui il cielo e la terra devono essere distrutti quando parliamo dell'eternità? Sì, c'è. La Bibbia dice che sì. Il motivo è portare armonia su tutte le cose create, come era all'inizio in Genesi 1 e 2, prima del peccato. Dio distrugge tutto perché tutto è stato contaminato. Quando il peccato entrò nel cuore di Adamo ed Eva, la gloria divina che li coprivano non era più su di loro. La coppia si rende conto di essere nuda. Chiama attenzione questo. Quelli che furono creati per essere per sempre, adesso, ora, stanno invecchiando e morendo a poco a poco. Ma anche il mondo creato è stato colpito. Anche il mondo. Tutta la creazione è maledetta. Dio ha detto ad Adamo, Genesi 3, verso 17, il suolo sarà maledetto per causa tua. E fate attenzione, fratelli, il mondo creato, ora sfigurato, è un ambiente pericoloso, sgradevole per l'uomo. Sono presenti tarma, la parola tarma va bene? Ruggini, muffa, non è così? Gli animali diventano aggressivi, le piante iniziano a produrre spini,
La natura criata in armonia è ormai un ambiente ostile per gli esseri umani. E la Bibbia disse, le profezie nel libro di Isaia, per esempio, furono scritte dall'anno 740 a 680 prima di Cristo. Tanti anni fa. E il profeta a quel tempo già dichiarava, Isaia 65, 17, poiché, ecco, io creò nuovi cieli e nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Non torneranno più in memoria. Ma la conseguenza del peccato porta un altro problema. Satana ha ricevuto il diritto legale su tutti i regni di questo mondo e li ha offerto a Gesù in cambio di adorazione. Quando nel secondo tentativo Satana usa la lussuria degli occhi per tentare Gesù, Luca capitolo 4, dal versetto 5 alle 8, dice così: il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e le disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questo regno, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Olha, guardate questo. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua. Quando i 72 discepoli, dopo aver evangelizzato in varie città, discepoli di Gesù, torneranno a Gesù, disserono con gioia: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Gesù ha risposto a loro una cosa che per loro non era sperata. Gesù ha detto di aver visto qualcosa che attira la nostra attenzione. Luca 10, versetto 18. Io vedevo Satana cadere dal cielo come fulgore. E nella prima lettera di Giovanni 5, versetto 19, dice così: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Non posso entrare nel dettaglio, ma il fatto che ci sarà una continuazione di alcuni aspetti della creazione attuale nel nuovo cielo e nella nuova terra è implicito nella descrizione della nuova Gerusalemme come città santa. Questo è un concetto importante. Stiamo vivendo, voglio fare un panorama breve adesso a te. Stiamo vivendo nel periodo della grazia, della Chiesa, chiamato dispensazione della grazia. La Bibbia dice che quando avverrà il rapimento, la grazia finirà. Il mondo entrerà nell'afflizione della grande tribolazione. Dopo i 7 anni della grande tribolazione avviene il giudizio del grande trono bianco per il giudizio dei malvagi. E dopo, poi di questo, verrà il millennio, la settima e ultima dispensazione. Cronologicamente, dopo dei 1000 anni, Satana, secondo la Bibbia dice, è definitivamente gettato nel lago di fuoco. I malvagi vengono giudicati e la morte stessa sarà distrutta. Voglio leggere Apocalisse 20, verso 7 a 10. Del verso 100 alle 10. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto della sua prigione
e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Versetto 9. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta. Ma un fuoco dal cielo discese e li divora. Ok, versetto 10. E il diavolo che li aveva sedotto fu gettato nel stagno di fuoco. Stagno lago. Stagno e lago, no? È la stessa parola. Di fuoco e di zolfo. In portoghese si parla enxofre. Dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Adesso verso 14. Poi la morte e l'Ades furono gettate nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fate attenzione di questo, fu gettato nel stagno di fuoco. Dio non ha creato stagno di fuoco per l'uomo, ma verso 15 dice che qualcuno che non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nel stagno di fuoco. La eternità, fratelli, in questo testo, in questo contesto, sta iniziando. Il libro dell'Apocalisse, nel suo ultimo capitolo 21 e 22, sta trasformandosi in Genesi. E Giovanni dice: le prime cose vengono passate, come la rinascita del credente attraverso la fede in Cristo. Porta rinnovamento alla sua vita, ma solo nell'eternità Dio farà nuove tutte le cose. E l'Apostolo Giovanni parla una frase in Apocalisse capitolo 21: ho visto nuovi cieli, nuova terra. Apocalisse 21, dal versetto 1 all'8, dice così: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, questa è celestiale, non possiamo confondere con la Gerusalemme terrena, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3. Udì una grande voce dal trono che diceva: ecco, il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Alleluia. 4. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. La eternità sta cominciando. E colui che siede sul trono dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi dice: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunsi: ogni cosa è compiuta. Io sono Alfa e l'Omega, il principio e la fine. E chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Verso 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, dico, e tutti gli bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Tutto questo dipende dalla nostra scelta. Non è una scelta di Dio. Questo è importante per noi. Dipenderà da nostra scelta. E Giovanni descrive alcuni dettagli di come sarà la vita eterna dei santi nei capitolo 21 e 22 dell'Apocalisse. No? Dice di non aver visto nessun tempio nella Nuova Gerusalemme, perché il Signore Dio Onnipotente e Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno del sole e della luna per risplenderla, perché la gloria di Dio la illumina, e Agnello è la sua lampada. Vedi che meraviglia. Giovanni dice di aver visto un fiume dell'acqua vitale che, limpida come il cristallo, sgorgava dal trono di Dio e dell'agnello. Ha visto l'albero della vita e lui termina dicendo, per fare un riassunto, no? Felice è colui che conserva le parole della profezia di questo libro. Ecco, vengo presto, sono Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine. Ma la eternità con Dio è possibile solo per uno unico motivo. Perché Gesù Cristo ha lasciato la sua gloria e è venuto a salvarci. Amen. Questo è meraviglioso. La opera di Dio compiuta da Gesù è meravigliosa. E Filippesi, capitolo 2, dal versetto 6 alle 11, dice una cosa molto importante a noi. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Adesso non finisce qua. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendoci ubbidienti fino alla morte, e la morte di croce. Versetto 9. Perciò Dio sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. E verso 10. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Alleluia. Questo è una piccola descrizione del tuo Salvatore, nostro Salvatore amato Gesù Cristo. Amen. È meraviglioso. Dobbiamo sì approfittare della curiosità di chi non conosce Gesù per parlare dell'amore di Dio per loro. Questo è importante. Parlare di questioni escatologiche, per esempio, perché sono nella Bibbia, ma non dimenticare di menzionare la croce e il suo significato. Perché? Perché è un evento, fratelli, passato 2020 anni, ma che cambia la nostra visione del presente e garantisce la nostra speranza per il futuro. Questo è importante. E nella dispensazione della grazia, che Gesù muore e risorse, sappiamo di questo, no?
in questo tempo in cui stiamo vivendo. Ma la dispensazione del millennio, secondo la Bibbia, è la pienezza di tutte le dispensazioni. La Bibbia dice che Satana sarà imprigionato per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 1 a 3. Gesù regnerà su questa terra per 1000 anni. Il millennio rivela cosa sarà l'eternità. Una cosa interessante è nel periodo del millennio, dove tutta la creazione che fu maledetta a causa del peccato di Adamo ed Eva, inizia a tornare alla sua condizione originale. Una cosa meravigliosa. Per questo il millennio è la pienezza di tutte le dispensazioni. Il millennio rivela cosa sarà l'eternità. Ma, come ho detto, l'opera di Dio compiuta da Gesù è meravigliosa. Parlerò brevemente di alcuni punti, non tutti, ma alcuni solo per dare una idea a te. Gerusalemme di questo mondo sarà un centro di adorazione universale in questo periodo del millennio. Zaccaria 8, verso 20, verso 20 alle 23 dice così: così parla il Signore degli eserciti, bravo, no? Il problema è che c'è vari eserciti qua. Verranno ancora dei popoli e gli abitanti di molte città, gli abitanti dell'una andranno ad altra e diranno: andiamo a implorare il favore del Signore e a cercare il Signore degli eserciti. Anche io voglio andare. Versetto 22. Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore. Questa Gerusalemme, fratelli, è la Gerusalemme terrena, ma sta rivelando la Gerusalemme celeste di Apocalisse. Non possiamo confondere la santa città. E verso 23, così parla il Signore degli eserciti. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Gerusalemme sarà un centro di adorazione universale. Altre cose interessanti in millennio: il cambiamento del regno animale. Isaia 11, dal versetto 6 alle 9. Il lupo abiterà con agnello e il leopardo si adrainerà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrasso staranno insieme e un bambino li condurrà. Verso 7. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraineranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue. Pensa un po' in questo. Leoni. Versetto 8. Il latente giocherà sul nido della vipera. Il bambino diversato stenderà la mano nella bocca del serpente. Non si farà né male né danno su tutti i miei monti santi, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra.
come le acque coprono il fondo del mare. Maravilha, meraviglia. La vita umana, per esempio, sarà prolungata, ritornerà al suo periodo di esistenza. Isaia 65, 20. Non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane. Vedi questo? Che meraviglia! Tutto ciò che stiamo vedendo in questa piccola esposizione punta a una sola persona, Gesù Cristo. Amen. Perché Colossesi 1, verso 15 alle 20 dice: Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose suscitano in Lui. Alleluia. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. 19. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Verso 20 per me è meravigliosissimo. E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Amen. Quando Giovanni Battista, hai visto Gesù in fiume Giordano, lui ha detto: lui è l'agnello di Dio che toglie. Non è del mondo, è del cosmos. Tutti, la opera della croce, secondo questo testo di Colossesi, è importantissimo dire a te che Dio ha riconciliato con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto pace attraverso il suo sangue. Per mezzo di Lui dico tante le cose che sono sulla terra quanto le cose che sono nei cieli. Lui ha fatto una opera meravigliosa. Gesù, fratelli, è il nuovo Adamo, secondo Paolo nel libro di Romani, e la perfetta immagine eterna di Dio. Il primo Adamo ha fallito, sappiamo di questo, ma il secondo non lo è. Alleluia. Il primo Adamo ha fallito, ma il secondo Adamo non lo è. Si è formata secondo lui la eterna somiglianza. Essere una rappresentazione visibile di Dio. Come Adamo, anche lui fu tentato in ogni cosa, ma non peccò. Questo è importante. È stato sciso, ma ha vinto. E dopo è risorto dai morti, confermando che è venuto per portare vita e vita in abbondanza. Per me e per te. Amen. E voglio dedicare questo tempo con te per ringraziare il nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa croce che è qua è solo un simbolo
Fare attenzione, né? Perché quando parlo di quella croce lì, è solo un simbolo di quella vera croce dove Gesù Cristo è morto. Amen. Potete alzarti un minuto, per favore? Chiudi i tuoi occhi, o se preferisci seduto o con un ginocchio in terra, come preferisci. Ma in questo mese parliamo tante cose belle. E Gesù ha fatto tutte queste cose per me e per te. Amen. Per ricevere la vita e la vita con abbondanza. Ma non lasciate, non dimenticate, dico, quello che è in piedi, fare attenzione per non cadere, Fare attenzione per non cadere, perché il rapimento sarà molto, molto presto, molto rapido. Amen. Chiudi i tuoi occhi, per favore. Voglio invitare a te per ringraziare il Signore. Alleluia. Non voglio continuare la parola. Voglio solo usare questo tempo per ringraziare il Signore. Perché l'amore di Gesù per me e per te è un amore che non possiamo descrivere. Non possiamo descrivere. Alleluia. E oggi noi abbiamo cantato qua questo inno che parla che Lui sta lavorando per l'eternità. E Lui sta aspettando te e a me. Amen. Chiudi i tuoi occhi. Signore Gesù, ringraziamo tanto a te. Ringraziamo per il tuo amore. Ringraziamo per la tua grazia, Signore, per la opera meravigliosa che abbiamo ricevuto, Signore. Questo regalo di essere figlio, riconciliati attraverso il suo sangue, in nome di Gesù. Gesù, riceve la nostra adorazione. Ringraziamo a te, Signore. Ringraziamo a te per questo, per tutto che ha fatto, ma principalmente, Signore, per la promessa che ha dato a noi, che ritornerà. Oh Signore, grazie per questa promessa, che tu ritornerai, Signore. E tuo Spirito che è con noi, aiutanos nella nostra debolezza per ringraziare a te in questo momento. Alleluia, alleluia, Signore, per la cura che tu sta facendo sulla tua Chiesa, salvando, facendo la cura, non solo la cura, ma la guarigione, libertando, beneficiando, Signore. Grazie per tutti questi, Signore, ma soprattutto per la tua presenza in mezzo a noi, per la tua presenza, per la motivazione di andare con te, per la tua parola, Signore, ricca, oh Signore, che luci per noi, in nome di Gesù. In questo giorno, Signore, finendo, Signore, questo tema, finendo il mese di settembre, Signore, con questo tema, vogliamo, Signore, ringraziare a te per il tuo amore, per la tua grazia, nel nome di Gesù Cristo. Ringraziamo te.